confini della storia con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG. Il 6 maggio del 1976 è una giornata calda e afosa, è quasi un annuncio dell'estate che verrà, in un Friuli che è ancora profondamente rurale, una civiltà contadina millenaria che resiste nei prati, nei borghi, dalla pianura fino ad arrivare alle falde della montagna tra Carnia e Tarvisiano. Il primo tremore viene avvertito alle 20:59 e sarà già indizio della tragedia imminente che nel giro di qualche minuto avrebbe cancellato millenni di storia, radendo al suolo città, borghi, architettura spontanea, ma soprattutto mettendo a repentaglio l'identità di un popolo che era radicata ed era profondamente consapevole di sé. I giornalisti fotografarono quegli orologi bloccati all'ora della prima scossa, ma fu la seconda, quella delle 21:06, ad arrivare terribile e assolutamente micidiale. Il calcolo dei morti si attesta appena sotto le 1.000 persone. In realtà furono molto di più. Furono molto di più perché i resoconti che giunsero dai comuni alle prefetture indicavano molti omonimi che nei villaggi e nei paesi friulani erano abbastanza frequenti, dal momento che gli stessi cognomi, gli stessi nomi si ripetevano nelle generazioni. Per cui si presume, anzi ormai è quasi certezza, che il computo delle vittime debba salire intorno ai 1.400. È stato un dramma che ha colto impreparato l'intero contesto della società friulana, per quanto da millenni il Friuli fosse terra sismica. La prima documentazione storica legata proprio al sisma è del 998 dell'era cristiana e dal 998 fino al 1976 sono state decine le scosse e i terremoti anche disastrosi. Ricordiamo quello del 1348 e quello del 1511, accompagnati anche da epidemie di peste che hanno ulteriormente decimato la popolazione. Che cosa è stato diverso il 6 maggio del 1976? Sicuramente il fatto che colpisse una regione che stava per trasformarsi in qualche cosa di diverso e il terremoto in qualche modo ha aiutato a compiere questo rito di trasformazione, per quanto un rito dolorosissimo. Nell'immaginario collettivo delle genti friulane esiste questo orco che dorme sotto le falde delle montagne, è l'orco Lat, e ogni tanto si sveglia ponendo i piedi sulle creste montane, scuotendole e producendo la tragedia che c'è stata. Gemona, Forgaria, Bordano, Maiano, San Daniele, Buia, tutte le valli della montagna si sono risvegliate la mattina dopo in un'alba che le cronache hanno raccontato essere un'alba caliginosa. Nella memoria di coloro che hanno vissuto quei momenti drammatici, la notte del 6 maggio è stata attraversata dal grido delle sirene. La popolazione che era sopravvissuta, che era riuscita a scampare al crollo degli edifici, si era radunata nei campi, sul bordo delle strade, trovò ricovero in maniera così molto occasionale all'interno delle macchine inizialmente. Non si sapeva quello che poteva essere davvero accaduto perché le comunicazioni saltarono immediatamente. La fortuna fu che il Friuli, essendo all'epoca l'ultima breccia, l'ultimo confine sul quale passava la falda freatica della guerra fredda, era popolato da caserme e quindi coloro che uscirono per primi furono i soldati, quelli che tra l'altro non vennero coinvolti dal crollo delle caserme stesse. Uscirono, essendo truppe che avrebbero dovuto fermare un'eventuale invasione,
ricche e dotate di ogni strumentazione, dalle ruspe fino ad arrivare ai viveri, alle pale meccaniche, e si misero immediatamente all'opera. La cosa curiosa è che molti comandanti dovettero rispondere di questo al comando generale, perché non avevano l'autorizzazione di far uscire le truppe sul territorio senza un ordine gerarchicamente posto. Sono le piccole e curiose difformità della burocrazia e della gerarchia. Ovviamente poi vennero assolti perché il loro operato fu importantissimo soprattutto nei primi momenti. Che cosa ha rappresentato questa stagione? Intanto è stato lo specchio di un popolo che non voleva cedere di fronte ad un'immane tragedia. Le notizie e i ricordi sono estremamente evocativi, sono molto importanti. La dignità di chi immediatamente vuole mettersi all'opera e al lavoro. I primi soccorritori, oltre ai soldati, sono stati proprio coloro che abitavano sul territorio, che hanno cominciato a scavare utilizzando qualsiasi cosa pur di portare a casa vite umane, pur di salvarle dal crollo delle case e dei paesi. Quando sono arrivati i primi soccorsi nell'alba successiva hanno già trovato gente che si stava organizzando. Era un Friuli che credeva nella casa, un Friuli che era stato un migrante per generazioni, che finalmente era riuscito a costruire quell'ideale che in friulano si chiama il mal d'Almodon, cioè la volontà di trovare nella radice della propria identità millenaria un luogo, una casa in cui raccogliere la propria famiglia e in cui sentirsi parte di un contesto ambientale, paesaggistico, culturale, umano. Tutto questo rischiava davvero di essere perduto per sempre. Da qui la forza e la volontà di reagire e di reagire fin da subito. I soccorsi inizialmente furono disorientati dal fatto che in Italia pochi sapevano davvero dove si trovasse il Friuli. Sembra una cosa folle, ma le prime colonne che arrivarono dall'Italia centrale giunsero fino a Trento, immaginando di essere arrivati a Udine, oppure nella zona del cratere sismico, come veniva definito. Questo la dice lunga. Udine, la Carnia sono a nord di Venezia, questa era un po' l'immagine che veniva restituita di questa nostra regione e che in realtà da quel momento trasformò se stessa in un modello, il modello Friuli, proprio per l'intensità, per l'attenzione, per l'innovazione di quello che venne messo in atto per riuscire a recuperare una identità che altrimenti sarebbe stata perduta e distrutta per sempre. Alcuni esempi interessanti, la Nastilosi, Venzone, uno dei borghi murati più interessanti d'Italia, con una cattedrale gotica di grandissima bellezza, di grandissimo valore, era completamente distrutto, le pietre vennero numerate, per ogni pietra un numero, e utilizzando le vecchie fotografie e il ricordo delle persone, come se fosse un puzzle, l'intera città venne ricostruita dov'era ed esattamente com'era. Questo era uno dei tanti motti che si sentivano ripetere. Assieme a questo il fasim besoi, facciamo da soli, non per un senso di orgoglio eccessivo, ma come per dire intanto diamoci da fare, poi gli aiuti arriveranno. E furono aiuti che giunsero davvero da tutte le parti del mondo, non soltanto dai paesi europei. Dal Pakistan giunsero delle tende, dalla Cina di Mao e dall'Unione Sovietica in un contesto di guerra fredda a quasi dell'incredibile. Quello che resta oggi è un senso di orgoglio giustamente spendibile da un lato, dall'altro lato quello che diceva padre Davide Maria Turoldo, scrivendo un libro molto bello qualche anno dopo il terremoto, Amata terra a Dio, è la sensazione che quella civiltà contadina, che era capace di solidarietà, di buona accoglienza, che era capace di trasformare la fatica, il lavoro, la dedizione, anche in una dimensione di accoglimento dell'altro da sé,
il fatto che gli strumenti del lavoro fossero strumenti di tutta la collettività, non miei e non tuoi, ma nostri per il bene comune. Ecco, tutta questa architettura ideale, dice e sostiene Davide Maria Turoldo, venne messa a disposizione della necessità, trasformando l'emergenza in ricostruzione e dimostrando che attraverso la grande passione e la consapevolezza di non poter perdere quello che siamo e quello che siamo stati, può diventare davvero un paradigma non solo per la propria gente, ma anche per il resto del mondo. Lo dobbiamo, si continua a dire in queste nostre contrade, non soltanto per i morti, ma per le generazioni che verranno, affinché non perdano questo orgoglio e questa speranza. Ai confini della storia, con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG.